Pontremoli ha nel suo nome la sua essenza. I ponti sono la caratteristica di Pontremoli, lo vedete, e i ponti e le fortezze. Qui vedete il ponte della Creusa sormontato dal castello del Piagnaro, dove è custodito il Museo delle Statue Stele, che ci fa capire le origini liguri di questo territorio. Pontremoli è centro di strade, e allora se è centro di strade vuol dire che è centro di culture di luoghi vicini ma anche lontani. La cortina di Cacciaguerra, o meglio quello che rimane oggi della cortina di Cacciaguerra, è qui alle mie spalle, una fortezza che è stata costruita proprio per dividere in due questa piazza e dividere i conflitti dei Guelfi e Ghibellini. Perché inizio da qua? Perché il concetto di confine che divide, noi oggi lo vogliamo superare attraverso la comunità del cibo di Crinale, perché crediamo che sia arrivato il momento di tornare a vivere il Crinale come luogo nel quale coloro che abitano queste terre, coloro che amano il patrimonio immateriale di questa terra, coloro che amano il patrimonio materiale di questa terra, possano unirsi in una sorta di rete ideale che poi deve diventare anche una rete reale per creare una sostenibilità a tutta l'area, a tutto il territorio. Il testarolo è uno dei piatti più importanti della comunità del cibo. Il testarolo si prepara con acqua e farina. Le farine devono essere rustiche, non possono essere di tipo 00 dei supermercati, ma devono essere di tipo rustico. Naturalmente il testarolo, la pastella si mette nel testo, quindi il sottano che deve essere preventivamente riscaldato, dopodiché si copre con il coperchio, 20 secondi, un minuto, viene fuori questa cialda che poi si taglia a losanghe e adesso andiamo a prepararlo. Prima prepariamo il pesto, che naturalmente prendiamo del basilico e lo facciamo andare nel mortaio. È un pesto molto delicato perché è solo fatto di basilico, olio e del parmigiano, del formaggio di mucca secco e del pecorino. Viene ben battuto, si lascia un po' grossolano e poi vengono cotti i testaroli. I testaroli vengono messi in acqua che non deve bollire, ma salata naturalmente, e devono solo gonfiare, rinvenire in acqua. Vengono messi dentro, poi si lascia pochi secondi, vengono tirati su e conditi con questo pesto. Poi olio della nostra zona, naturalmente l'olio della Lunigiana e sempre il formaggio sopra. Questi sono poi i testaroli finiti con il pesto e buon appetito! Siamo in uno dei tanti negozi di prodotti tipici locali dell'Appennino, in particolare a Pontremoli, dove troviamo i prodotti del sottobosco. Qui abbiamo i funghi, ora li abbiamo secchi e tra poco arriveranno anche i freschi, poi il miele di tiglio, di acacia, di abete e di castagno. E a proposito di castagno, il prodotto principe del territorio che collega i due versanti, quello emiliano e quello toscano, è la farina di castagne. Farina di castagne che ha sfamato, è stata di sostentamento per le persone che hanno vissuto nel nostro territorio e infine grazie alla castanicoltura il territorio è stato modellato dall'uomo per la produzione del prodotto. Siamo ai Lag Day nella foresta demaniale dell'Alta Valparma, foresta originata dal più antico ghiacciaio dell'Appennino settentrionale, gestita oggi dal Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, foresta che ha una storia grande. Nel 1914 viene acquistata dallo Stato e viene sistemata come esempio di buona selvicoltura e buon utilizzo dei pascoli e dei boschi e dei torrenti. In comune di Corniglio, sopra Bosco di Corniglio, dove nacque circa 4 secoli fa Fra Rufino, oggi venerabile terziario francescano, le cui reliquie e il culciaio sono stati
trasportati dalla chiesa di Ognissanti di Firenze sull'Arno nella chiesetta di Bosco di Corniglio. Comunità del cibo significa stare a tavola, in una convivialità, dentro una comunità. In un qualche modo tutte le aziende che si volessero riferire alla comunità del cibo dovrebbero pensare al proprio prodotto come protagonista di una tavola, di un pranzo, di una cena, in una famiglia, in una comunità, e quindi capace di produrre o partecipare a produrre una relazione di scambio, anche una relazione mutualistica. E quindi producendo gioia, producendo aiuto reciproco, producendo una storia ed un racconto. Si è cibo se si è racconto. Ci troviamo all'Agdei, all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, nel territorio del comune di Corniglio, che è confinante con la Lunigiana, quindi con il territorio toscano. Da sempre i nostri territori contigui hanno sviluppato rapporti sia dal punto di vista sociale, culturale che economico e storico. Lo scopo della comunità del cibo è appunto quello di riscoprire antichi mestieri e antiche produzioni. Ecco perché stiamo portando avanti questo progetto che per quanto riguarda il nostro territorio vuole valorizzare, oltre al parmigiano reggiano e al prosciutto di Parma, che sono conosciuti a livello mondiale, anche delle produzioni proprio tipiche, come per esempio la riscoperta della pecora cornigliese, che è un'antica razza in via di estinzione, come per esempio la spongata, che è un dolce tipico proprio del cornigliese, che viene prodotto nei mesi invernali, con alla base prodotti importanti come il miele, che viene prodotto sempre sul territorio, noci e quant'altro. E poi negli ultimi anni stiamo portando avanti anche i prodotti del sottobosco, ci stiamo impegnando, ci sono diversi produttori che stanno lavorando per valorizzare i prodotti del sottobosco e i prodotti legati alla castagna, quindi la farina di castagna e tutti i suoi derivati. Siamo qua sul passo del Silara e vogliamo parlare appunto e siamo sul passo proprio per il fatto che è il confine fra la Toscana e l'Emilia, questo passo, ok? E su questi monti noi alleviamo allo stato brado animali della biodiversità. In questo caso alleviamo una razza autoctona che è il suino nero di Parma. È un animale ormai abbandonato completamente dall'industria in quanto ha bisogno di un accrescimento molto lento, offre delle carni di altissima qualità, di conseguenza anche salumi di grandissima qualità. La pecora cornigliese è un'antica pecora che pascolava su queste terre, anche lei abbandonata dall'industria. Il consorzio di tutela appunto serve a tutelare questa razza in via di estinzione, ma proprio perché hanno una carne pregiata, anche le pecore hanno una carne delicata, sapore pregiatissimo, e qui cerchiamo di fare una cosa che non riesce a fare l'industria, proprio cercare di rivalutare il territorio, questa montagna, questi terreni marginali che non sarebbero sfruttati, li utilizziamo proprio per allevare questi animali. Parliamo del tartufo nero di Fragno. Sono corsi alcuni anni di studio per diciamo così, creare questa specie, che era stata individuata da un micologo francese di nome Chatain, diciamo intorno alla metà del secolo 800, nel 1850. Riprendendo questi studi, no, siamo riusciti a ottenere dallo Stato italiano, dopo una serie chiaramente di studi approfonditi, il riconoscimento di specie. Questo praticamente è diventato una nuova specie. Per poter valorizzare questo tartufo, che ha un profumo volatile molto intenso, siamo riusciti a scoprire alcuni segreti culinari, gastronomici. Cioè praticamente questo tartufo si mescola e si ottengono dei piatti eccezionali, diciamo, unendolo a un prodotto d'eccezione come il parmigiano reggiano, che è un altro figlio del nostro territorio, di queste zone. Questo ci insegna che se noi riusciamo a sfruttare bene questi meravigliosi prodotti del bosco, riusciamo a ottenere risultati eccezionali per tutto il territorio, quindi con l'indotto che poi tutto ciò provoca.
Come pietra che ha giunto l'intaglio è di più pregio chi il suo primo scoglio. Queste sono le parole di Michelangelo Buonarroti per mezzo parlando appunto della scultura e parlando della pietra, della materia. Prima del 2000 abbiamo poi costruito questa chiesa con il volontariato di 2 vallate, della vallata dell'Alta Val di Parma e dell'Alta Val di Magra, la Lunigiana. Cioè, che cos'è poi in fondo questa chiesa? Cos'è stato? È stato un cantiere. Ecco, la bellezza del cantiere, di vivere un po' una storia in comune di quelli della vallata dell'Alta Val di Parma e quelle della vallata della Lunigiana. Questa chiesa è diventata e deve diventare anche in futuro un luogo di grande rinascita culturale ed economica del nostro Appennino. Il percorso di costituzione della comunità del cibo passa attraverso una fase di comunicazione, di ascolto, di proposizione. È quello che abbiamo fatto con la comunità del cibo di Crinale per volontà degli assessorati all'agricoltura della Regione Toscana e dell'Emilia Romagna. Il 16 dicembre del 2019 abbiamo presentato la volontà di andare verso la costituzione di una comunità del cibo di Crinale. Abbiamo raccolto l'entusiasmo di appassionati del territorio che volevano dare il proprio contributo e abbiamo insieme scritto il documento ufficiale per la comunità del cibo, che è il manifesto, la carta della comunità del cibo. Contiene i valori più importanti che guideranno l'azione della neonata comunità del cibo, perché l'obiettivo prossimo sarà scrivere un piano strategico che renda giustizia ai bisogni delle popolazioni che vivono in montagna, che amano la sfida di vivere in montagna, e lo abbiamo fatto affiancando anche un gruppo di professionisti, di studiosi dell'università, di storici, perché abbiamo la consapevolezza che occorra competenza, occorra capacità, conoscenza per affrontare la sfida della vita in territori più difficili, perché fare agricoltura, fare impresa richiede abilità, competenze specifiche. Il nostro grande obiettivo è ripopolare il Crinale e ridare occasioni di vita a questi monti. E quanti soldi ci vogliono per costituire una comunità del cibo? Sono molto orgogliosa di dire che questo percorso non è costato una lira. I soldi sono importanti, ma non sono il motore essenziale. Qui abbiamo messo tanto volontariato, tanta passione, tanta voglia di contribuire.